La mannaia del governo nazionale si abbatte sulla DIA di Agrigento, direzione investigativa antimafia. La notizia non è ancora ufficiale, ma è quasi certo che la sede di via Petrarca chiuderà i battenti, e questo per effetto dei tagli nel settore sicurezza allo studio in questi giorni dell'esecutivo Berlusconi. Nell'elenco delle sedi a rischio chiusura anche quelle di Messina e Trapani, due province assieme a quella di Agrigento tra le più mafiose d'Italia. Un progetto che, se realizzato, costituirebbe davvero un colpo all'antimafia, una struttura, quella di Agrigento, operativa sin dal lontano 1992, primo dirigente Giusy Agnello, sulla scorta di quanto pensato da Giovanni Falcone, che prima di essere ucciso nella strage Capaci ebbe l'idea di disegnare l'organigramma della lotta alla mafia, dando vita alle direzioni distrettuali in capo alla magistratura e accanto i bracci operativi della DIA. Ad oggi nella sezione agrigentina agli ordini del capitano Antonino Caldarella operano 16 agenti che in caso di chiusura torneranno ai rispettivi reparti. Eppure quella di Agrigento è una delle sedi più operative. Negli ultimi 3 anni sono stati oltre 70 milioni i beni sequestrati alla mafia e successivamente confiscati, per non parlare delle tantissime operazioni che ha visto protagonista la DIA di Agrigento in quasi 19 anni di attività. Eppure si vuole chiudere i battenti della sede che, secondo il governo, costerebbe troppo, poco meno di 30.000 euro all'anno di affitto-locazione, a fronte, come detto, di un'attività di grandissimo livello professionale che ha garantito importanti successi investigativi.